Ciao a tutti ragazzi, oggi non sapevo cosa fare, allora parliamo di carte. Non è una poca rubrica, parliamo solo di carte. Cioè, queste due, che non vi faccio vedere, sono insieme a... Ok. Ok, siamo insieme a The Dark Royal Legend. Allora, aspettate, E le carte di oggi sono... Yes! Eccole qua! Hai indovinato? Bravo! Allora, Reshiman e Tornadus solo. Allora... sì, sì. Allora, probabilmente per i 120 mi sembra oltraggio anche. Sì, bravo, hai indovinato. E il Tornadus invece? Invece Tornadus... Vediamo se lo sai. Cosa? Tifone che toglie 80, sì. Quella bella così. Sì, molta energia. Ecco. Non toglie niente. Ok. Basta, ok, bravo. Allora. Ok. Vediamo se gli piacciono queste carte. Vediamo se dice se ci piace. Sì, a me sinceramente piacciono tantissimo. Bravo. Soprattutto Reshiram. Bravo. Perché è un gioco magnetico, è bellissimo. Allora, vediamo. Vediamo le condizioni delle carte. Le condizioni delle carte sono ottime. Bravo. Perché che dopo le carte, dopo che si ci diciamo, dopo queste ultime condizioni. Alcune. Bravo. Vedi? Sono anche molto belle le carte. Ok, fa una sola ora. E dopo ci dirà qualcosa. Ok, ecco, infatti sta dicendo qualcosa. Allora abbiamo Reshiramolo e Tornado solo, ora parliamo da soli. Ok, ok. E questo vabbè era del Reshiram Box, mettete tanti pollici in su questo video. Statuina stupenda. Reshiramolo che taglia 120 come ha detto il nostro The Dark Royal Legend, qua il link del canale. E Tornado solo che ha detto sempre lui. Ok. E carte stupende, infatti questa non è una rubrica ma è una semi rubrica, parliamo di carte. Trattengo molto bene.